Il punto della giornata. Negli ultimi 30 anni chi si è trovato ad operare nell'interno del mondo della disabilità ha assistito al cambio di diverse parole d'ordine. Ognuna di esse ha simboleggiato il modo con cui si definivano questo tipo di persone: handicappate, diversamente abili, persone con disabilità. Così, se negli anni 70 la parola d'ordine era inserimento, alla fine degli anni 80 si è passati a integrazione. Da pochi anni, in maniera piuttosto esplicita, grazie alla Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata nel 2007, abbiamo assistito ad un aggiornamento. La nuova parola d'ordine è inclusione, ed è proprio nel campo dell'inclusione che va una iniziativa che arriva dal Parlamento, per l'esattezza dal Senato, e dal senatore questore Antonio De Poli, che è nostro ospite. Buongiorno senatore. Buongiorno a voi, buona giornata a tutti. Allora, ci può illustrare questa iniziativa Calcio Padova for Special che in mattinata ha illustrato nella sala Nassiria in Senato? Sì, abbiamo illustrato questa iniziativa appunto di presentazione Calcio Padova for Special, che è una iniziativa di una squadra di calcio a 5 fatta proprio con ragazzi con disabilità, e quindi significa ancora una volta che è una iniziativa che serve per abbattere le barriere cognitive, le barriere che ognuno di noi ha nel proprio vivere quotidiano, e credo che questo sia un aspetto straordinario per una società civile, e altrettanto lo sport, che è uno degli aspetti fondamentali proprio per l'abbattimento di tutte le barriere, oltre che per i contesti di salute. La stessa OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci dice che per ogni euro investito su sport e attività motorie ne risparmiamo 4 in sanità. Ma al di là dell'aspetto economico significa proprio un contesto di salute e di benessere per ognuno di noi, e tanto più per ragazzi che hanno delle disabilità, nel caso specifico disabilità cognitive. Quindi significa proprio andare oltre e creare una società di normalità, che ognuno di noi deve vivere nella normalità, al di là delle problematiche che possiamo avere. Nel dettaglio di cosa si tratta? Cioè, vengono fatti giocare, ci può spiegare meglio? Sì, nel dettaglio si tratta di una squadra di calcio, di squadra 5, che chiaramente adesso si presenterà nel campionato delle professioni sportive cosiddette per le persone con disabilità. Difatti si chiama proprio Special per questo motivo, e fa parte della FIGC, del Comitato Paralimpico chiaramente nazionale. Questo significa dare la possibilità dei ragazzi, appunto come si diceva prima, con disabilità, di poter cimentarsi nello sport, e anche loro di essere dei campioni, come potrebbero essere ognuno dei nostri figli, dei nostri ragazzi cosiddetti nel contesto della normalità della vita di tutti i nostri giorni. Non si tratta ovviamente della prima iniziativa che parte dal Parlamento in direzione dell'inclusione delle persone con disabilità. Lei è un questore del Senato, avete avuto anche in precedenza altre iniziative? Sì, sicuramente sì. Credo che le istituzioni pubbliche, nel caso specifico noi come Senato della Repubblica, dobbiamo avere le attenzioni verso chiaramente l'inclusione di tutte le persone. Difatti qui all'interno stiamo anche facendo tutto un piano di abbattimento di tutte le barriere architettoniche. In uno dei palazzi storici di Roma lei puoi capire quanto complessa possa essere, ma questo significa proprio per non dare chiaramente, non far vedere le barriere, ma dare la possibilità a chiunque di entrare nel miglior dei modi. Altrettanto in Commissione Lavoro e Sanità sono in discussione dei disegni di legge sull'inserimento professionale, quindi sul lavoro delle persone con disabilità. Si tratta chiaramente di un argomento fondamentale, importante, visto che in Italia tra l'altro solo il 30% delle persone con disabilità trova lavoro, contro una media europea che è del 50%, quindi su questo ci dobbiamo lavorare ancora molto e in maniera importante. Chiaramente non basta
la logica assistenziale, ma serve una logica dell'inclusione, come dicevamo prima. Ecco perché, come abbiamo detto, oggi lo sport svolge una funzione fondamentale come fattore di crescita, di formazione e di inclusione. Tra l'altro, nell'emergenza Covid abbiamo visto che l'anno scorso, nei mesi più duri purtroppo della pandemia, solo un disabile su 4 ha avuto accesso alla DAD didattica a distanza e quindi ha potuto concretamente continuare l'accesso ai servizi scolastici. Le istituzioni devono fare di più in queste situazioni. Le istituzioni dobbiamo fare di più, deve passare la logica, come si diceva prima, dell'inclusione, e dobbiamo far sì che le politiche sociali, le politiche alla persona devono essere messe nella priorità dei nostri pensieri, nei pensieri della società cosiddetta civile, ma in modo particolare nelle istituzioni, perché significa avere una società che come tale si chiama, cioè una società civile, guarda chiaramente anche chi ha più bisogno di noi. Bene, io la ringrazio senatore, grazie di aver partecipato al punto e le auguro una buona giornata.